Siamo in partenza per Ratisbona, dove domani si inaugurerà questa importantissima mostra della National Geographic, una mostra dedicata solo ed unicamente al Conegliano Valdobbiadene, al paesaggio del Conegliano Valdobbiadene. Quindi è con grande orgoglio che portiamo la voce dei viticoltori, che diamo merito ai viticoltori che nel corso di lunghi decenni hanno saputo creare questo paesaggio. Sono partiti da delle colline che probabilmente erano ricoperte di bosco e nel giro di un lungo periodo, con uno sforzo corale, con una fatica quotidiana, hanno saputo essere meteorologi, paesaggisti, pedologi ed anche imprenditori per dare notorietà e per dare un futuro certo e sicuro a queste colline. Quindi un merito a questo sacrificio, un merito a questa lungimiranza, ma soprattutto oggi possiamo dire che dal bello nasce il buono, da un bellissimo paesaggio nasce un prodotto di alta qualità e quindi questa associazione tra bello e buono, tra bello e unico. Quindi con grande riconoscenza dobbiamo dire grazie a questi viticoltori e con grande riconoscenza anche a chi ha messo in piedi, ha creato le condizioni per questa mostra e chiaramente anche a Georg, il fotografo, per queste splendide immagini.